Stefano Valenti ha curato la realizzazione di questa storia, di questo documentario che si sta proiettando in questo momento al Niccolò Gallo da un tema importante come l'autismo. Ecco, ne parliamo direttamente con lui, perché dell'iniziativa e quali sono state anche le difficoltà nel portarla avanti. Sì, è stato un cortometraggio ed è riuscito un cortometraggio a mio avviso bello. Bello perché per diversi motivi, un cortometraggio fatto da un alunno della nostra scuola, che è Niccolò Gallo, un ragazzo che è riuscito non solo a scrivere un cortometraggio ma anche a gestirlo dal punto di vista della regia e ad interpretarlo. Un ragazzo timido, un ragazzo che magari è introverso per determinati punti di vista, però sotto questo aspetto è riuscito a trasformarsi, è riuscito da un ragazzo timido, da un ragazzo diciamo un po' a sé, è riuscito invece in questo cortometraggio a uscire fuori con un personaggio anzi molto forte, con un tema difficile, quello dell'autismo, e con un'interpretazione a mio avviso perfetta. Per un ragazzo di questa età, per diciamo un ragazzo che per la prima volta si cimenta in questi cortometraggi, devo dire che ha fatto una cosa bellissima. Di cosa parla il cortometraggio? Qual è l'argomento, diciamo, che i ragazzi stanno vedendo? L'argomento è orientato sull'autismo, cioè sulle problematiche dell'autismo e quindi sul far vedere le difficoltà, le problematiche delle famiglie quando c'è un bambino con questa patologia, però alla fine dimostra che anche un ragazzo autistico con delle proprie potenzialità può riuscire a svolgere e a fare delle attività bellissime, come in questo caso a diventare un famoso pittore. Ecco, lei è insegnante di sostegno, di educazione fisica dell'alunno in questione, quindi diciamo ha fatto tanto, no? Io sono un insegnante della classe, quindi che aiuto un pochettino, sono diciamo, a servizio tra virgolette, dei ragazzi, e quindi di conseguenza quando abbiamo visto che da parte di Salvatore c'era questa potenzialità dentro, allora abbiamo cercato di portarla fuori questa potenzialità, quindi abbiamo cercato di aiutarlo nel perfezionare un po' il cortometraggio, abbiamo indirizzato in questa fattispecie con un'associazione, l'associazione Cioppe Group di Favara, e con un regista emergente che è Domenico Presti, per cercare di realizzare queste riprese, e devo dire che siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto.